Grazie a un grande secondo tempo la Nuorese ribalta lo 0-2 e batte il Palestrina col punteggio di 3-2 e fa 2 punti dalla zona playoff. La Nuorese voleva una vittoria e alla fine il successo è arrivato grazie a una ripresa di grande temperamento in cui ha dominato gli avversari. La cronaca. I verdazzurri iniziano con grande ritmo e al quinto su un traversone di Pugedu Capai viene anticipato da Palombo. La palla arriva a Jeddah che non riesce a calciare. Il Palestrina risponde al decimo sugli sviluppi di un corner. La difesa si distrae e tra i lini scocca un tiro micidiale all'incrocio, ma una deviazione del compagno Ceccarelli manda la palla fuori. Gli ospiti passano in vantaggio al 14°, ripartenza avviata dall'ex Stanis Lepore per Bosi che entra in aria e viene steso da Bossa. L'arbitro decreta il rigore che Fabio Ceccarelli trasforma. La Nuorese non ci sta e reagisce, Bonu, servito da Capai, manda la palla fuori al 20°. Il Palestrina si chiude bene ma sfiora il 2-0 alla mezz'ora con Simone Ceccarelli che da ottima posizione manca il bersaglio. Sul rovesciamento di fronte Jeddah in mischia va vicino all'1-1 su un rinvio errato di un difensore. La Nuorese si scuote al 40°, Pugedu sulla sinistra salta 2 uomini, cross al centro ma Capai viene anticipato dal portiere. Al 45° la Nuorese chiude nel peggiore dei modi il primo tempo. Tullio e Frongia tardano a rinviare, la palla viene recuperata da Della Penna che serve Bosi. Numero 10 crossa per Fabio Ceccarelli che da 1 metro insacca. La gara sembra finita, ma la Nuorese nella ripresa entra in campo trasformata. Al terzo i verdiazzurri si guadagnano un rigore con Pugedu che viene atterrato da Capuano. Sul dischetto Capai non sbaglia e fredda Palombo. All'8° Gianni di testa manda la palla alta sulla traversa. La Nuorese insiste al 14°, trova il meritato 2-2 con Pugedu. Capai recupera palla a centrocampo, serve Bianchi che inventa un assist per l'attaccante che realizza con una conclusione a giro. Il 3-2 arriva al 20° con Bossa che su punizione di Jeddah devia di testa in rete. Ormai è una Nuorese tambureggiante che si mangia il gol del 4-2 al 38°. Capai serve Jeddah al limite dell'area che allarga per Fadda anticipato sul più bello da un difensore. Nel finale Bonu con un recupero prodigioso su Bosi salva la vittoria. Al 48° da registrare il bellissimo tiro di Jeddah sul quale Palombo compie il miracolo.